Maledetta ignoranza, Tommaso. Ma non rammi due, si può 6.000 litri di acqua, si deve fare tutto questa discussione. Se io faccio su semplice impiegato, non faccio su contatore, a ognuno usarte sua. Bene, bene. Tu vai su semplice impiegato, bene. E se io faccio su sindaco, giusto caso. E allora mi vai su Santo Viaghere, che a bailare la bulletta di sabba di un certo Catira Tommaso, impiegato comunale di questo comune. Giusto. Oscar scontrolliamo pure la bulletta di un certo Battista Conchitta, sindaco di questo sfortunato comune. Ah, non mi sbaglio no, Tommaso. Ma tu in questo comune, in questo ufficio, a Raina, non te pone, sa mentatinde. Che non è scommettere una forza. No. A sta selezione manca a pagare, Cusu. No. Ma mi dai no, che non mi chiedo a nessuno, che io non so il no, che posso il voto di chi si sia, no. Deve ringraziare una cosettia, che deve andare a successo, se no non sa risposta, di dare ancora No, che bande. in terra. Non criticare, si chiede di scaricare con me, con su de rotto, sul faedo si si a cursavo vita, ma si da sì che ti conosco chi è Tommaso Catira, che si appoderà o pizza sai come, che stimo questa visa che tiene studiando in Castello, se no non mi ha connotta vero. Avanti! Carissimo signor Tommaso, Reverendo, come state? È un pezzo che non si vede, come va? Diciamo che potrebbe andare meglio. Potrebbe andare anche meglio. Bisogna ringraziare il Signore perché potrebbe andare anche peggio. Ma state comodo, figliolo, state comodo. Sì, grazie. Non c'è il nostro caro signor sindaco. No, è uscito, mi ha detto che usciva per una questione di una certa urgenza. In un ufficio le urgenze non mancano. Pensa che tarderà? Bah, in genere già è sbrigativo, fino a papà Ufica morisca. Oh, mi scusi caro reverendo, mi scusi. Ci mancherebbe. Se non sei d'accordo posso tornare in un altro momento. Chi ti ha parlato di? Tommaso. Tommaso mi ha parlato di come? Benedetto chi veniti a nomine Domini. Grazie. Non vi facevo latinista. Da ragazzo ne avrò cantato di belle messe. Cantavo in italiano e in latino, cantavo come un usignolo. Ed oggi il Signore è ancora a chiedervi di servirlo in qualità di primo cittadino. Tommaso, fai la cortesia, vai a vedere se c'è posta. Torna Savosi, Torna. Hai a dovere tu, va. Si accomodi il reverendo. Grazie. Ma siete il bu, come dicono i tedeschi. Grazie. Ma per voi il tempo è prezioso. Perciò io passo direttamente allo scopo della mia visita. Sì. Si tratta di alcune cosucce che il Signore vi manda tramite il suo umile ministro. Sì. Ma se non siete accomodo posso tornare in un altro momento. Io dico sempre che per essere un buon sindaco, in primis, bisogna essere un buon cristiano cattolico. Benedetta saggezza, voi mi leggete nel pensiero. Con voi già c'è gusto e soddisfazione a discutere. Purtroppo non con tutti, sai, in questo paesetto c'è un po' di maledetta ignoranza. Ci credo purtroppo. Ma veniamo a noi. Dica. Si tratta di due elenchi di persone. Vedo. Il primo di persone meritevoli, il secondo persone non meritevoli. Le faccio un piccolo esempio. Sì. Nel secondo elenco troverete il nome di Giovanni Concordi, Sant'Antonio, noto tirrioso, che il Signore non può accettare in questo onorato comune. Insomma, voi mi capite perfettamente. Certo. È inutile che io scenda in ulteriori particolari. Lei mi capisce al volo. reverendo caro, se tutti fossero della vostra cultura, fare il sindaco sarebbe sì un gioco da ragazzi e sarebbe anche un bene per la nazione.
Ed ora, signor Sindaco, Dica. mi considera a sua completa disposizione. Io devo andare. Sì. Mi saluti la sua amabile signora. Signore... Sì. Se la pecorella, anziché smarrita e grassa, un surrunzone a montao è anche meglio, come diciamo noi sardi. Ma mi segui, signore, anche da parte mia. Il Signore sia con voi. E con il vostro spirito, amen. Oh, io